Cristo, ciò che vogliamo è una rivoluzione. Il cielo si divida in due, inondaci, nascano fiumi nel deserto. Oggi si respira vita, Osanna al Re della salvezza, Osanna a Dio l'Altissimo, Osanna, Gesù Cristo il Re, Osanna al Re della salvezza, Osanna a Dio l'Altissimo, Osanna, Gesù Cristo il Re. Innalziamo un grido per la guarigione e redenzione, mostraci quel che vedi e i segreti del tuo cuore. Un popolo chiamato, unito alla tua libertà e salvezza, armato con il tuo coraggio, ciò che vogliamo è una rivoluzione. Il cielo si divida in due, inondaci, nascano fiumi nel deserto. Oggi si respira vita, Osanna al Re della salvezza, Osanna a Dio l'Altissimo, Osanna, Gesù Cristo il Re, Osanna al Re della salvezza, Osanna a Dio l'Altissimo, Osanna, Gesù Cristo il Re. Osanna, Osanna al Re, Osanna, Osanna, Osanna al Re. Osanna, Osanna, Osanna al Re. Osanna, Osanna, Osanna al Re. Osanna al Re della salvezza, Osanna a Dio l'Altissimo, Osanna, Gesù Cristo il Re, Osanna al Re della salvezza, Osanna a Dio l'Altissimo, Osanna, Gesù Cristo il Re. Gloria a te, Signore. Siamo il tuo popolo, Signore, mentre noi preghiamo ci umiliamo, ad ogni peccato rinunciamo, Cerchiamo la tua faccia e gridiamo, manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca
su di noi. Manda pioggia ancora, Spandi il tuo spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Siamo il tuo popolo, Signore, siamo il tuo popolo, Signore. mentre noi preghiamo, ci umiliamo. Mentre noi preghiamo, ci umiliamo. Ad ogni peccato rinunciamo. Ad ogni peccato rinunciamo. Cerchi alla tua faccia e gridiamo. Manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Santo, Santo Spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Santo, Santo Spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Santo, Santo Spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Santo, Santo Spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Scenda il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Le parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia,
poco, ma so che il meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia, alleluia. Una cosa so, verso te aprirò le mie braccia per adorarti, oh Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco, ma so che è meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia, alleluia. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco, ma so che il meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia, alleluia. Dio eterno, alleluia, gloria a Gesù. Le mie mani alzerò e loderò ancora te. Alleluia. Anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto,
Alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Accomodatevi, fratelli, accomodatevi. Gloria a Dio. La parola di Dio ci dice: offrite a Dio un sacrificio di lode. Quanti conoscono questa espressione, un sacrificio di lode? Quanti sanno che cosa significa lodare il Signore con un sacrificio? Ditemi la verità. C'è questa luce che mi dà un po', che non riesco a... Grazie. La lode ti deve costare qualcosa. Lo sai? Davide disse: io non offrirò al Signore un sacrificio che non mi costi nulla. Dovette comprare tutto per offrire l'olocausto al Signore. Era il re di Israele, poteva permettersi tutto, ma disse: no, io acquisterò ogni cosa perché desidero offrire al Signore qualcosa che mi costa. Quella donna che si presentò mentre Gesù era a tavola, la scrittura ci dice che ruppe un alabastro, e questo alabastro era così costoso che addirittura Giuda dice: si potevano tenere questi soldi e li potevamo tenere per i poveri. Era un costo. E quando parliamo di costo io non mi riferisco a un costo economico, finanziario, perché noi pensiamo a volte anche di offrire al Signore e dire: ho fatto la mia parte, ho messo questa offerta. No, non è questo di quello che io mi riferisco questa mattina. Il sacrificio a volte nella nostra vita è che dobbiamo magari sacrificare il nostro io, il nostro orgoglio, il nostro punto di vista, il nostro modo di vedere, e metterci da parte e dire: Signore, questa mattina io ti offro realmente una lode che viene dal profondo del mio cuore. Mi costa qualcosa fare questo, mi costa qualcosa vincere l'orgoglio, ma mi presento a te. Gesù disse: chi mi vuole seguire deve rinunciare a se stesso, deve farsi da parte il mio orgoglio, il mio io. Ci presentiamo questa mattina qui tutti insieme per lodare il Signore, ma magari qualcuno ha qualcosa nel cuore, ha un sentimento, qualcosa di difficile da togliere. Non possiamo offrire un culto al Signore. Addirittura questa mattina noi ci accosteremo alla cena del Signore. Come vedete siamo dimezzati, molti sono via, tanti mi hanno scritto questa mattina che non ci fossero, che non c'erano. E abbiamo pensato di fare lo stesso la Santa Cena. Ma è bello quando tutta la Chiesa stiamo insieme. Ma non possiamo accostarci alla Santa Cena se abbiamo qualcosa con qualcuno. E questo non vuol dire che tu non devi accostarti, ma devi accostarti con un cuore davanti al Signore, purificato, a dire: Signore, lavami, Signore, purificami. Questa donna in quella circostanza ruppe quell'alabastro, e la scrittura ci dice che tutta la stanza era profumata. Profumata. Quando noi adoriamo il Signore innalziamo un profumo d'odor soave nella Chiesa e anche al trono di Dio. Gesù ha detto che Lui sta cercando, il Padre sta cercando i veri adoratori. Quindi vuol dire che ci sono anche adoratori falsi. E andare ad adorare il Signore con falsificazione non va bene. Tali sono gli adoratori che il Padre cerca, coloro che lo adorano in spirito e in verità. La nostra vita deve essere una verità davanti al Signore. Non possiamo nascondere nulla. Però voglio dirti questo, che ancora oggi c'è quell'appello meraviglioso che la parola di Dio ci invita a fare, che è proprio questo, che dice: quando anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, io li rimbiancherò come la neve. Non permettiamo niente e nessuno che questa mattina possa separarci da una profonda adorazione.
Fratelli, sorelle, la mia esperienza, Dio tocca i cuori quando vede una persona umile. L'umiltà precede la gloria. Quando noi ci abbassiamo davanti al Signore e ci riconosciamo che siamo peccatori salvati per grazia e che abbiamo bisogno ancora del tocco della Sua mano ogni giorno, perché sporchiamo le vesti che Lui ci ha dato. Ma il sangue di Gesù è potente da purificarci da ogni macchia di peccato. Quindi questa mattina noi vogliamo offrire un culto non con le labbra, non con belle parole che conosciamo. Ci sono dei canti che toccano i sentimenti nostri, no? Suscitano un grido, però la nostra vita è lontana dal Signore. Dio guarda la nostra vita, non guarda quello che noi diciamo. Dio questa mattina sta guardando il cuore di ognuno di noi e conosce ogni cosa. Conosce che ci sono delle situazioni in famiglia, nella Chiesa stessa. È terribile. È terribile. E quindi vogliamo andare davanti al Signore con un cuore a dire: Signore, sono qui, purifica il mio cuore. Amen. Siete d'accordo o no? Gloria a Dio. Alleluia. Bene, il messaggio della predicazione di questa mattina, l'offerta sapete dove dovete farla, dove dovete metterla. Questa mattina noi ci accosteremo alla Santa Cena. Sono 3 mesi che non facevamo la Santa Cena. 3 mesi avevamo sospeso. Solo alcuni se ne erano raccolti, pochi, altri o perché non me l'hanno detto, E poi, pastore, ma come mai ci manca da fare la Santa Cena? In alcune chiese lo fanno una volta l'anno. Ci sono chiese che lo fanno dopo i battesimi, che si tengono i battesimi, la domenica successiva fanno la Santa Cena. Ci sono chiese invece che lo fanno tutte le domeniche. Ci sono chiese che lo fanno una volta al mese, ognuno poi decide come. L'importante è che noi sappiamo che quando ci accostiamo alla Santa Cena, l'importanza del valore della Santa Cena è un memoriale, ricordatevi di me, ricordare che Cristo è morto per i nostri peccati, che Cristo attraverso il suo sangue ci ha salvati e per le sue lividure abbiamo avuto anche guarigioni, gloria a Dio. E quindi è un ricordo anche per il ritorno di Cristo Gesù. Fate questo in memoria di me finché io venga, perché Gesù sta per tornare. Quindi dobbiamo vivere in pace gli uni con gli altri, così ci dice la parola di Dio, vivete in pace, e non possiamo accostarci alla cena del Signore se abbiamo qualche sentimento o risentimenti nel nostro cuore. Signore, aiutaci. Il messaggio di questa mattina che io voglio condividere con voi, magari l'avrete visto, non so se viene proiettato, che aveva messo anche Mariana, ed è la strada più lunga. La strada più lunga, belle quelle curve, no? Perché a volte la vita è così. A volte noi ci troviamo a fare tante curve nella nostra vita, no? Qualcuno dice: ma perché non fa una strada dritta? Prima, quando si partiva da Tiene e si arrivava qui, mi sembrava molto, arrivavi prima. Adesso devi uscire, devi entrare, tutti i comuni hanno fatto tante curve e ci mettiamo più tempo. Io voglio parlarvi questa mattina perché Dio a volte ci fa andare per la strada più lunga, ma non sarebbe più logico arrivare prima? A volte noi diciamo: Signore, per favore rispondimi, e quindi vogliamo la strada più corta, è vero o non è vero? Vogliamo che il Signore ci risponda prima perché abbiamo bisogno, ma Dio cosa fa? Ci porta per una strada più lunga e non capiamo il perché. Ci sono tanti perché non capiamo. Leggiamo dal testo della parola di Dio, che lo troviamo in Esodo al capitolo 13, versetto 17 e 18. Leggiamo questo passo della scrittura, molto significativo. Esodo è il secondo libro della Bibbia, lo sapete, vero? Genesi, Esodo, Levitico, Numero, Deuteronomio, Giosuè. Ok, secondo libro. Avete preso tutti? No, perché tanti non portano la Bibbia e leggono lì. Interessante. Or quando il faraone lasciò andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, benché fosse la più breve. Perché Dio disse: perché il popolo non si pente quando vedrà la guerra e non ritorni in Egitto. Ma Dio fece fare
al popolo un giro per la via del deserto, verso il Mar Rosso, e i figli di Israele salirono armati nel paese d'Egitto. Wow! Il faraone, quando lasciò andare il popolo, e sappiamo quante volte l'ha tenuto questo popolo, malgrado le piaghe che il Signore mandava, non voleva mandare via il popolo di Israele. E una volta che erano fuori, che avevano pregato tanto affinché fossero liberati da 400 anni di schiavitù, ecco che escono e dicono: adesso arriviamo alla terra promessa. Ci dovevano impiegare in realtà 40 giorni, ci hanno impiegato 40 anni. Da 40 giorni a 40 anni. Ma Dio non aveva stabilito che questo viaggio, purché, come dice qua, non li ha portati per una via breve, doveva durare 40 anni. Quello è stato poi per l'ingratitudine, perché è un popolo dal collo duro, che non ha compreso, non ha capito nulla, non capiva nulla. E qui abbiamo letto che Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei perché fosse la più breve, poiché Dio disse: perché il popolo non si pente quando vedrà la guerra e non torni in Egitto. A volte il Signore vuole toglierci davanti a noi delle guerre, che noi non sappiamo, che quando magari diciamo al Signore: Signore, fammi attraversare questa situazione, fa che io vada per questa strada, fa che io mi intrometto in questa situazione, fa che io, perché secondo il tuo punto di vista, secondo il mio punto di vista, è la scelta migliore, è la strada migliore da fare, è quella più importante, perché le altre strade sarebbero poi strade che non conducano a quello che noi desideriamo che la cosa succeda o avvenga. Qui il Signore dice che non li porta per la strada dove c'erano i Filistei. I Filistei è stato il popolo che ha attaccato sempre il popolo di Dio. E perché non li ha portati? Qua ce lo dice: perché non prendono paura della battaglia. Il Signore sa quando noi possiamo affrontare delle battaglie spirituali. Lui ci equipaggia per affrontare le battaglie spirituali. Nel momento in cui non ce la facciamo, il Signore non ci porterà mai per certe strade per affrontare le battaglie spirituali. Abbiamo letto giovedì nello studio che abbiamo fatto, abbiamo visto che Gesù fu trasportato nel deserto dallo Spirito Santo per essere tentato. Chi lo portò nel deserto per essere tentato? Lo Spirito Santo. Perché Dio sa quando tu puoi affrontare una battaglia spirituale e ti fa attraversare per quella situazione perché sa che tu ne uscirai vincitore. Perché Dio è con te. Ma se Dio non ti sta portando per questa strada, che tu magari hai chiesto, che tu hai visto, è perché Dio vuole insegnarci qualcosa. Dio conosce meglio di noi. Dio vede dall'alto, noi vediamo dal basso. Sapete, ieri facevo una considerazione. Dio ha aperto le acque e Mosè con tutto il popolo è passato attraverso le acque. Con Gesù cammini sulle acque. Che differenza? Che differenza? Mosè, Dio apre il Mar Rosso e li fa attraversare sull'asciutto. Antico Testamento. Nuovo Testamento, Pietro cammina sulle acque e agitate, ma Gesù ti fa camminare anche sulle acque agitate, perché Lui è con te. La strada lunga non serve a Dio, serve a noi per conoscere Dio. Hai mai pensato che se Dio ti sta facendo fare una strada più lunga è per fortificare la tua fede? Se Dio ha scelto la via più lunga per te è per preservarti dai pericoli? Dio ci fa fare la strada più lunga perché ci sta preservando dai nemici. Perché tu non sai a chi incontrerai e non conosci nemmeno le tue forze.
Abbiamo letto qui il versetto 18, ma Dio fece fare al popolo un giro per la via del deserto verso il Mar Rosso. Forse Dio ti sta portando nel deserto, che tu magari non immaginavi neppure che questa situazione, che magari tu devi affrontare, la strada più semplice sarebbe stato parlare, magari dire, magari risolvere questa situazione. Ma Dio ti sta portando in un deserto per la tua vita, perché vuole insegnarti qualcosa nella tua vita. Con me lo ha sempre fatto il Signore. Prima di affrontare una discussione, prima di affrontare una situazione, Dio mi ha portato nel deserto nella mia vita. Mi ha fatto rispecchiare, vedere cosa c'era in me che non andava, non nell'altra persona, ma in me che non andava, e mi ha portato nel deserto. Difatti lui dice: io la porterò nel deserto e mi fidanzerò a lei. Mi fidanzerò a lei nel deserto. La sposa, che è la Chiesa, la porterò nel deserto. Quanti di noi, quando abbiamo attraversato il deserto, abbiamo sperimentato più l'amore di Dio? Quanti di noi nelle prove, giovedì nello studio biblico che abbiamo tenuto, ho trattato Giobbe, e la sorella Monica, che questa mattina non c'è, ha detto che al quarto giorno, al primo giorno quando ha saputo di avere quel tumore, secondo giorno, terzo giorno, ci sono stati altri 3 giorni che ha sofferto una battaglia, ma al quarto giorno, che io me la sono abbracciata, vero Fabio? Che tu ti sei ingelosito anche. Me la sono abbracciata. Al quarto giorno ha detto: ma io ho avuto la certezza che la mia vita è nelle mani del Signore. Quarto giorno. Solo quando attraversiamo dei momenti difficili nella nostra vita, ma seriamente difficili, non del mal di testa, ma situazioni in cui tu devi affrontare una battaglia così forte, allora lì ti incontri con il Signore. Anche perché lì realizzi che la tua vita dura cosa? Forse per dei medici che magari possono dirti: signora o signore, guardi, la situazione è così, messo male, la situazione... Ma lì ti incontri con il Signore, perché quel Gesù, che mentre quell'uomo disse al Signore: vieni a casa mia perché mia figlia sta male, vi ricordate? E lì in quel momento si bloccò tutto, perché la donna col flusso di sangue bloccò questo viaggio con Gesù che stava andando a casa di quest'uomo, e a un certo punto arrivano gli amici, i servi, e gli dicono: non importunare più il maestro perché tuo figlio è morto. Ma Gesù ascolta e gli mette una mano sulla spalla e gli dice: non temere, solo abbi fede. E questo è il nostro Gesù, che anche quando qualcuno ti porta una notizia difficile, Lui viene e ti mette una mano sul cuore e ti dice: non temere, perché io sono con te. A me l'ha fatto anche a te. Alza la mano se l'ha fatto anche a te. È un Dio fedele. Non temere. Questa è la differenza di chi ha il Signore e chi ha una religione. Io ho una relazione con Gesù. Gesù è con me, vive con me. Ogni giorno io vivo con Lui. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa è la realtà. Non è un lavaggio del cervello il cristianesimo. Non è venire in chiesa, ascoltare una parola, che bella parola, te ne vai a casa e poi fai la tua vita. Se la parola di Dio ti ha parlato, ha toccato il tuo cuore e ti ha detto che devi cambiare, tu devi piegare le tue ginocchia e devi cambiare. Devi dire: Spirito Santo, liberami, fa che io possa realmente piacere a te, come a te piace, non come a me piace. Ci sono delle strade che Dio ti porta, ci sono dei percorsi che il Signore ti porta. Giobbe non sapeva, abbiamo parlato in settimana, non sapeva quello che stava affrontando, non sapeva che c'era questo conflitto, questa battaglia fra lui e Satana, e lui era al centro. Un giorno, abbiamo detto giovedì, mentre Gesù stava con i suoi, con gli angeli che erano lì presenti, Satana si presenta in mezzo a lui. E che cosa dice lui? Lo abbiamo detto giovedì.
Gesù sapendo, perché non t'accade mai nulla che Gesù non sappia. E Dio lo sa. E gli dice: hai visto tu il mio servo Giobbe? Perché sapeva che Satana aveva gli occhi su Giobbe. Hai visto tu il mio servo Giobbe? Ricordati che nulla sfugge al Signore della tua vita. Non c'è uno come Lui. E allora Satana lo istiga a Dio e gli dice: toccagli. Pensa che Gesù poi Dio avrebbe accettato che lui avesse toccato Giobbe. Avrebbe ubbidito a Satana. E invece no. È Gesù che gli dà l'autorità. E dice: vai, fai quello. È Dio che gli dà l'autorità. Gli dice: fai, ma non toccargli la sua vita. E lo tocca. E abbiamo detto giovedì che la prima cosa che lui ti tocca, il nemico, è il fisico. Ti combatte nel tuo fisico, malattie, e vede se stai, una volta che sei ancora saldo in quello, allora poi ti tocca in qualcos'altro, no? Cerca in tutti i modi di abbatterti. A volte il Signore permette e ci fa camminare per queste strade che noi non capiamo, non comprendiamo, non riusciamo a comprendere, perché noi diciamo: se la mia vita è nelle mani del Signore, Lui ha tutto sotto il suo controllo. E a volte noi diciamo: ma Signore, perché hai permesso questo? Come se a noi non ci dovesse mai accadere nulla. Noi fossimo dei preservati. Non è così. La Scrittura è scritto che piove sui giusti e sugli ingiusti. Anche su di noi piove. Però la differenza sta che noi abbiamo il Signore con noi. Se Dio è con me, chi sarà contro di me? È una grande differenza. E Giacobbe dice, scusate, in Isaia leggiamo: perché dici, o Giacobbe, e tu Israele dichiari: la mia vita è nascosta all'Eterno, il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Non lo sai forse tu? Non l'hai udito? L'Iddio di eternità, l'Eterno, il creatore dei confini della terra, non si affatica e non si stanca, e la sua intelligenza è imperscrutabile. Perché ho preso questo verso? Perché Dio vede oltre quello che vediamo noi, perché la sua intelligenza non è la nostra intelligenza. Noi non possiamo dire a Dio di fare quello che vogliamo noi. Noi dobbiamo accettare la volontà di Dio nella nostra vita. E questa è la cosa più difficile per un credente. Ecco perché ci chiediamo: noi viviamo per fede, perché noi dobbiamo avere fede in Lui. Se Dio ha scelto questa via, se il Signore ha scelto questa strada, è importante. C'è un episodio nella Scrittura che mi ha sempre, uno dei tanti episodi, ma c'è un episodio in modo particolare nelle Sacre Scritture che mi ha sempre fatto riflettere. Il popolo di Israele doveva andare in guerra con i Filistei. È stato un po' subito dopo quando Saul non ha aspettato il sacerdote che venisse a offrire l'olocausto, affronta la guerra. E la Scrittura ci dice che il popolo di Israele non riusciva a trovare, in mezzo a loro non vi erano armi, non vi erano spade, non vi era niente. Il popolo di Israele non aveva niente per combattere e quel poco che aveva ce l'aveva solo Jonathan e Davide. Avevano solo 2 spade. Questo episodio noi lo troviamo in 1 Samuele al capitolo 13, al versetto 19 troviamo: in quel paese di Israele non si trovava un fabbro, perché i Filistei avevano detto: impediamo agli ebrei di fabbricarsi spade e lance. Ora, se tu devi andare in guerra e tu hai il Signore dalla tua parte, e tu dici: Signore, almeno dammi le armi. Come faccio ad andare in questa guerra? Già siamo molto di meno, questi sono così, almeno affrontiamolo con le armi. Il Signore cosa fa? Gli toglie le armi. E come affrontiamo con le barzellette? Come li vinciamo? Con le battute? Come vinciamo queste cose qua? Anche se avevano un'esperienza che Gerico è crollato semplicemente ubbidendo alla parola di Dio. Però non basta mai a noi non ci ricordiamo mai di come il Signore ci ha liberato già da certe situazioni. Tutte le battaglie che affrontiamo nuove sono situazioni nuove e non abbiamo la forza di ricordarci: anima mia, benedici l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Ci dimentichiamo perché quello che stiamo affrontando, dimentichiamo quante volte il Signore ci ha liberato già. Vi capita anche a voi questo, solo a me?
Grazie per questi pochi amen. E allora cosa dice il versetto 20? Ci dà la risposta, mi dà la risposta a questo, perché il Signore l'ha vietato, perché il Signore non gli ha dato le armi in mano al popolo di Israele. Perché? Leggiamo che Dio mise confusione in mezzo ai Filistei e la spada dell'uno era rivolta verso l'altro e si uccidevano fra di loro. Gli tolse, è come una mamma fa con i bambini quando gli dai un giocattolo in mano e sanno che si fanno male. Allora tu prendi il giocattolo e glielo tiri, perché dici questo magari fra di loro si fanno male, quindi togli quel giocattolo dalle mani. Loro non sapevano che Dio aveva messo confusione in mezzo al popolo filisteo e loro tra la confusione si uccidevano l'uno con l'altro, con le armi, e loro non avevano le armi per uccidersi l'uno con l'altro. Fratelli, Dio quando fa le cose le sa fare, ci dobbiamo fidare di Dio. Ci dobbiamo fidare di Dio. Dio se ti toglie qualcosa, se mi toglie qualcosa, è per il mio bene. Non è perché ama toglierci qualcosa, è per il mio bene. Ed è importante questo. Giobbe dice, capitolo 35, versetto 14, e tu quando dici di non vederlo, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Bisognerebbe leggere il capitolo 35 di Giobbe, ma non abbiamo il tempo, ma leggilo a casa, perché Dio parla con Giobbe. Giobbe va in confusione. Allora Dio, Eliù, questo suo amico, gli dice a lui, quando dici di non vederlo, perché ci sono certe strade, certi posti che il Signore ci porta, che sembra di non vedere il Signore. Invece lui dice, la tua causa gli sta davanti. Quella situazione che tu stai vivendo sta davanti al Signore. E se Lui ti sta portando per quella strada, voglio dirti questa mattina, è la via migliore, è la strada migliore. Ora voglio farvi ascoltare un cantico di un ragazzo che è stato tra la vita e la morte. Molti di voi lo conoscete qui, giovani. Tezzi, pochi mesi dal matrimonio, è il genero di Samuele Pellerito. A me arrivò un messaggio sul telefonino, chiamò tutti i pastori e disse di pregare per il suo genero perché era tra la vita e la morte. Questo ragazzo cadde a terra, perde i sensi, lo portano in ospedale e non riuscivano a controllare perché aveva un grosso problema al cuore. Difatti adesso ha ancora una grossa cicatrice che ve la farò vedere mentre lui ha scritto questo cantico, mentre era nella sala di rianimazione l'ha scritto. Ha scritto questo canto meraviglioso. Io adesso vi leggo le parole, però poi lo ascoltiamo. È stato il cantico che poi hanno ballato al matrimonio gli sposi, alla fine. È stato bello, si sono presi per mano e hanno ballato su questo canto. Come un vasaio tu sei, la mia vita è fra le tue mani. Plasmami e rimuovi tu imperfezioni da me. Tu non mi rigetti mai via. Riprendi tutto da capo, mi rimodelli e perdoni i miei sbagli. Fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, ti offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Come dell'oro sarò, passerò in mezzo al fuoco, ma so che tu resti con me, nella fornace io e te. Il fuoco non mi consuma, ma mi rende sempre più duro. Io sarò come te, a tua immagine. Fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, ti offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Questo lo dice non quando tutte le cose vanno bene, non quando sta bene, perché è facile dire le cose quando stiamo bene. Lo dice in una sala di rianimazione, dove c'è un apparecchio sul tuo cuore, che in un attimo fa, e sei nell'altro mondo, sei lassù. E lui scrive questo e quando esce mette la musica e lo canta. Questo vuol dire accettare le vie di Dio. Sto passando per questa via,
Non so perché. Avrebbe potuto dire, ma Signore, mi hai fatto sposare, almeno non mi facevi sposare. E invece questa testimonianza l'ha portata in tutta Italia. L'ha portato al festival ad Aversa, dove c'erano 5.000 persone una sera. E l'ha fatto pubblicamente questa testimonianza. E tanti giovani hanno accettato Gesù nel proprio cuore. Dio si usa di te. Dio si è usato di Lazzaro morto. Avrebbe mai pensato Lazzaro? Gesù dice la scrittura che andava sempre a casa di Marta e Maria, Lazzaro, l'amico di Gesù. Vi ricordate? L'amico di Gesù. Stava sempre a casa loro. Avrebbe mai pensato, mi fa morire il Signore? Permette che io muoia? Perché se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù ha detto, è ancora presto, non possiamo andare. È andato al quarto giorno, quando lui era già chiuso dentro là, e l'ha chiamato fuori, è uscito fuori, e molti si sono convertiti. Ha portato più anime al Signore da morto che da vivo, e tu porterai anima al Signore quando morirai a te stesso. Te lo devo continuare a dire? Porterai anima al Signore quando morirai a te stesso e uscirai quando Dio ti chiamerà di uscire fuori. Come un vasaio tu sei. La mia vita è fra le tue mani. Plasmami e rimuovi tu imperfezione da me. Tu non mi rigetti mai via. Riprendi tutto da capo, mi rimodelli e perdoni i miei sbagli, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore. Pazzesco, usa il mio dolore. Signore, è un dolore questo. Ecco perché all'inizio vi stavo dicendo che la nostra lode ha un costo. La nostra lode che noi diamo al Signore ha un costo, è dolore, ci costa qualcosa. Usa il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Adesso lo vediamo insieme, questo cantico. Come un vasaio tu sei, la mia vita è tra le tue mani. Plasmami e rimuovi tu imperfezione da me, tu non mi getti mai via, riprendi tutto da capo, mi rimodelli, tu perdoni i miei sbagli, fai di me ciò che vuoi. Portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita tua. Come dell'oro sarò, passerò in mezzo al fuoco, ma so che resti con me nella fornace io e te. Il fuoco non mi consuma, mi rende sempre più puro. Io sarò come te, a tua immagine. Ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore,
per liberare, mi hai liberato per liberare, mi hai liberato per liberare, mi hai liberato per liberare. Gesù, portami dove vuoi, fa di me ciò che vuoi, usa il mio dolore, ti offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Gloria a Dio. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia. Mi hai liberato per liberare. Se non passi per certe vie, se non passi per certe strade, se non passi per certi momenti, se non vivi nei fallimenti della tua vita e vedi la mano di Dio nella tua vita, non nella vita degli altri, nella tua vita, e realizzi come Dio ha avuto pietà di te. Quella donna che ha offerto quell'alabastro, l'ha offerta perché il Signore l'aveva liberata dagli spiriti maligni. E questa donna sapeva come era vissuta lontana dal Signore e prese quest'alabastro che sarebbe costato un anno di lavoro, il costo di un anno di lavoro di una persona, lo rompe ai piedi di Gesù e quindi manda il profumo. Il Signore non aveva bisogno di quell'alabastro, perché in un'altra occasione Gesù vede che una donna con le sue lacrime gli lava i piedi e con i suoi capelli gli asciuga i piedi. E allora questa mattina quello che voglio dirvi, fratelli, Dio guarda e conosce il nostro cuore. Ha bisogno realmente che noi possiamo dire al Signore: Signore, fai di me ciò che vuoi. Signore, metto la mia vita nelle tue mani. Il mio orgoglio, il mio io, lo voglio mettere da parte. Voglio che tu, Signore, questa mattina mi fai uscire da questo luogo non appesantito come sono entrato, ma alleggerito. Che tu porta lontana proprio, mi liberi il mio cuore da una pesantezza, da questa situazione. E voglio dire, Signore, che l'affido nelle tue mani questa situazione e tu saprai quello che devi fare, perché quello che fai tu lo fai bene. Se lo faccio io faccio danni, faccio solo danni. Lasciamoci guidare dal Signore. Adesso io vi chiedo che si possono accostare alla Santa Cena coloro che hanno fatto un battesimo per adulti e coloro che anche domenica faranno il battesimo possono anche avvicinarsi, perché l'hanno già deciso nel loro cuore di fare il battesimo domenica e quindi vi diamo questa opportunità di potervi avvicinare alla Santa Cena già da questa mattina per poter prendere la cena del Signore. Coloro che non hanno ancora fatto un patto con il Signore per adulti, vi consigliamo, è un consiglio, di astenervi, perché la parola di Dio dice che Lui la fece con i Suoi, con coloro che l'avevano creduto, lo avevano ricevuto, avevano fatto un patto con Lui e lo avevano ricevuto quale Signore e Salvatore nella propria vita. Quindi noi, e soprattutto, quello che vi chiedo è di accostarvi alla cena del Signore per quanto riguarda noi, di vivere in pace con tutti. Per quanto vi è possibile, vivete in pace con tutti. Se c'è qualcosa nel tuo cuore, se c'è qualcuno nella tua vita che ti ha offeso, che ti ha ferito, perdonalo. Questa mattina abbiamo parlato nella scuola dei neofiti quante volte devo perdonare. Vi ricordate? Gesù disse 70 volte 7. 70 volte per 7 quando fa? 490 volte. 490 volte diviso 24 hai 1 minuto e mezzo per perdonare. Anche se è di notte che stai dormendo, che magari lì nessuno ti sta creando problemi, a meno che non hai i sogni strani, ma hai 1 minuto e mezzo per perdonare 70 volte 7, dico io. Però il perdono è qualcosa che viene da Dio, proprio usa il termine perdono, separato, perdono, e il dono lo fa Dio. Perché noi con le nostre forze non riusciamo a perdonare. Ma questa mattina chiedi al Signore
di avere perdono o di essere perdonato. Se è successo qualcosa, avvicinati alla cena del Signore. Gesù questa cena l'ha fatto con i Suoi e l'ha dato anche a chi da lì a poco lo avrebbe tradito. Gli ha lavato anche i piedi e gliel'ha dato. Signore, grazie, perché possiamo dichiararlo questa mattina che nessuno è come te. Non c'è un uomo sulla faccia della terra che è paragonabile a te per l'amore, per la pazienza, per la misericordia che hai con ognuno di noi. Signore, questa mattina insegnaci ancora a venire davanti a te con un cuore ben disposto, con un cuore, Signore, veramente libero da ogni problema che a volte noi veniamo a crearci. Signore, aiutaci questa mattina ad offrirti quella lode che a te piace, da un cuore semplice, sincero, perché tu ami la sincerità che risiede nel cuore. Signore, fa che nessuno di noi possa essere maestro di un altro, ma piuttosto di esempio l'uno dall'altro, Signore. E vogliamo dire, Signore, come disse l'Apostolo Paolo, siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Aiutaci, Signore, a emanare il tuo profumo. Tornando a casa, ognuno di noi possa ancora realizzare, ancora, Signore, cercare di comprendere quello che tu hai voluto dirci questa mattina attraverso la tua parola. Grazie, Signore, per il tuo Spirito. Grazie per quello che tu ci insegni. Grazie perché quello che rende viva la tua parola è il tuo Santo Spirito. Grazie, Padre, accompagnaci alle nostre case. Rimani con noi in questo giorno. Fa che possiamo ancora raccontare le tue meraviglie e testimoniare di te. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Dio ci benedica, fratelli. Buona domenica a tutti quanti voi. Alleluia.